Buongiorno, mi chiamo Novella Ghezzo e sono un medico tossicologo dell'azienda Ulse3 Serenissima. Sono la referente del centro trattamento tabagismo di Mestre e la referente del programma regionale per il coordinamento e sviluppo del trattamento del tabagismo nel Veneto. E sono qui per parlarvi di fumo e Covid-19. L'Istituto Superiore di Sanità dice che chi fuma e si ammala di Covid-19 ha una prognosi clinica peggiore di chi non fuma. Questo perché alcuni studi eseguiti in Cina hanno dimostrato che chi fuma e contrae Covid-19 ha un rischio 3 volte superiore di sviluppare una polmonite severa e ha più del doppio delle probabilità di finire in una terapia intensiva con respirazione meccanica assistita. La vulnerabilità dei fumatori, si è visto, è probabilmente dovuta a una maggior percentuale nei polmoni di chi fuma dell'esposizione del recettore, ovvero della porta d'ingresso del virus SARS-CoV-2 all'interno della cellula umana. Voi capite che in questa situazione è importante decidere di smettere di fumare. È anche vero che alcuni fumatori è sufficiente che prendano questa decisione e in genere riescono a smettere in autonomia. Invece c'è tutta un'altra parte di fumatori che farà molta difficoltà. Questo noi professionisti del trattamento del tabagismo lo sappiamo perché fumare sottende alla dipendenza da nicotina, che come tutte le dipendenze può rivelarsi anche un problema serio e complesso. In questo momento, quindi, il nostro suggerimento per chi dovesse far difficoltà a smettere di fumare è quello di rivolgersi ai nostri 4 ambulatori aziendali per il trattamento del tabagismo. Ne abbiamo uno a Mestre, uno a Dolo, uno a Noale e uno a Chioggia. Per avere dei consigli e delle informazioni utili su come smettere di fumare e per avere i recapiti di questi ambulatori, potete accedere al sito www.smettintempo.it, dove in alto trovate dei riquadri che hanno le informazioni che sono utili per smettere di fumare, il sostegno più utile. E poi abbiamo una mappa degli ambulatori dove cliccando sopra alla città considerata, in questo caso Ulse3 Serenissima, cliccando per esempio sopra Milano, potete avere telefono e indirizzo degli ambulatori suddetti. Concludo dicendo che ricordiamoci di fare squadra, stando a casa, evitando gli assembramenti nei posti all'esterno e lavandosi spesso le mani. Arrivederci.